Ciao, per chi segue il mio canale per motivi diciamo artistici, questo è sicuramente un video un po' strano. Tuttavia sono anche istruttore di stretching e sto preparando una serie di video per chi si allena con me in maniera che possa continuare anche a casa in questo periodo di lockdown. Questo primo video che faccio è un riscaldamento generico che quindi potete tenere buono sempre per qualsiasi sia l'allenamento che deciderete di fare dopo. Allora, cominciamo con i piedi e facciamo un po' di salite e discese sulle punte e sui talloni, e quando andiamo sulle punte cerchiamo di utilizzare solo le prime 4 dita senza che le caviglie vadano di lato. Dopodiché mettiamo un piede davanti all'altro e facciamo dei cerchi con il tallone in maniera da far girare il pollice a terra, prima di qua e dopo di là. Dopo proseguiamo sollevando un ginocchio alla stessa altezza dell'anca, più o meno, e cercando l'equilibrio, magari si può mettere le mani un po' larghe, facciamo girare il piede a fare dei cerchi da un lato e dall'altro e anche dall'altra parte. Tutti questi esercizi potete fare un numero di giri che va tra diciamo 8-12 ripetizioni di ognuno di questi. Io adesso non ve le mostro tutte, fatene 8 o 12 per ciascuna di queste qui e vedrete che poi vi ritroverete appunto caldi. Proseguiamo poi sollevando le ginocchia in maniera attiva e cercando di farlo senza andare noi in avanti verso il ginocchio, no, ma alzando semplicemente le ginocchia. Questa volta le portiamo un po' più su rispetto alle anche. Mano a mano che lo facciamo le portiamo sempre un po' più su. Dopo facciamo in avanti e apriamo, prima da un lato e poi dall'altro. Quindi 1, 2, 1, 2. E adesso facciamo di lato i sollevamenti come quelli precedenti. Quindi invece che davanti, di lato verso le spalle. Finito anche questi, alziamo di lato e portiamo avanti. E magari questa volta facciamoli tutti da un lato prima e poi tutti dall'altro. E stiamo attenti all'equilibrio. Adesso facciamo girare le anche, quindi teniamo le ginocchia e le spalle ferme e facciamo girare le anche di lato, davanti, destra e indietro, da una parte e dall'altra. Facciamo dei giri. Quando abbiamo finito facciamo l'incontrario, cioè teniamo ferme le anche e facciamo dei giri con le spalle, come se volessimo disegnare sempre dei cerchi, sempre rilassati, ci stiamo scaldando, e fatti da una parte li facciamo dall'altra. Torniamo in mezzo e mandiamo le spalle indietro con dei cerchi con le spalle. Mi metto di lato e in avanti, quindi cambio giro. Sempre un numero di ripetizioni tra le 8 e le 12 per ognuno di questi, come ho già detto. Dopo scaldiamo un pochettino l'avambraccio, mettiamo una mano a forma di C qui sotto appoggiato in maniera che il braccio possa stare appoggiato ma staccato dal corpo e facciamo sempre dei cerchi con i polsi. Quindi la mano fa dei cerchi da un lato e poi dall'altro, con un braccio e con l'altro braccio, sempre per sciogliere. Stiamo scendendo lungo il braccio, siamo arrivati alle mani, uniamo gli avambracci il più possibile, chiudiamo davanti a noi le dita, le incrociamo e facciamo dei giri con i polsi, da una parte e poi dall'altra. Teniamo i polsi incrociati così e scendiamo fino a tenere sempre le dita incrociate, ma facendo questo lavoro con un gomito su e un gomito giù
facciamo delle onde in questo modo per andare sempre a tirare un pochettino le dita, questa volta, della mano. Poi torniamo alle spalle e facciamo dei cerchi con le mani. Facciamo attenzione a tenere ferma la pancia, quindi non facciamo che quando andiamo su andiamo avanti e facciamo questo, ma teniamo una leggerissima contrazione dell'addominale e facciamo girare le braccia all'indietro, e quando le mandiamo avanti cerchiamo di far toccare le mani tra di loro in maniera che la schiena si allunghi. E poi cambiamo giro. Lì il pollice indica sempre la direzione nella quale muoversi, quindi faccio sempre girare il pollice in avanti. Finito, passo al collo e comincio a muovere il collo a sinistra e a destra, come a dir di no, e faccio anche qui le mie ripetizioni. Poi torno in mezzo e muovo il collo in questa direzione, quindi cercando di portare l'orecchio alla spalla. Dopodiché torno di lato come prima, però scendo facendo una mezzaluna verso il basso e il mento va a toccare lo sterno. Quando ho fatto anche qua le ripetizioni, vado e faccio la metà in alto. Quindi arrivo sempre da un lato e finisco dall'altro, però faccio il semicerchio. Torno in mezzo e poi posso fare dei giri completi con la testa da un lato e dall'altro. Cercate di farlo con gli occhi aperti, se un attimo avete perso l'equilibrio lo recuperate. E adesso questo, come riscaldamento generale di tutto il corpo, è sufficiente e si può passare a un riscaldamento della parte sulla quale andremo a fare stretching, quindi ci concentreremo di più o sulle gambe o sull'addome, insomma, quindi quello negli altri video.